Gli allevatori sono in sofferenza e con questo andazzo praticamente ci troveremo nel giro di poco tempo a chiudere oltre metà delle stalle. Metà stalle a rischio chiusura per il crollo del prezzo del latte pagato ai produttori, avvenuto durante il lockdown e mai recuperato. E Aprola va a lanciare l'allarme sottolineando come lo sforzo compiuto dai produttori durante il picco della pandemia non sia stato riconosciuto. Ci hanno chiesto soccorso i trasformatori e ci hanno ridotto dai 4 ai 5 centesimi, questi 4-5 centesimi non sono ancora rientrati, ma non dico totalmente, ma in certi casi proprio non sono rientrati e ci troviamo ad avere i costi di produzione che sono aumentati in maniera esponenziale e le aziende stanno andando veramente in crisi veramente paurosa. È incredibile pensare che il prezzo del latte sia inferiore a 25 anni fa. Eppure al dettaglio un litro di latte continua a costare anche 4 volte tanto. Bisognerebbe capire a chi vanno questi soldi che il consumatore tira fuori dalla tasca. La conferenza delle regioni ha chiesto l'intervento del Ministero che ha stanziato per i ristori 26 milioni di euro. Questi 26 milioni di euro, diciamo, divisi per la produzione del latte significa circa recuperare 2-3 centesimi al litro. Forse non sono sufficienti, ma comunque una boccata d'ossigeno almeno per tornare ai prezzi pre-pandemia. L'impegno ora è quello di far arrivare questi ristori il prima possibile.